Siamo a Venezia e parla di turismo e questa Venezia chiede sostegni, domani viene anche Renzi, lei che gli direbbe? Non lo incontra domani ma che gli chiederebbe al Presidente del Consiglio? Beh, è fondamentale che ci sia un'attenzione per Venezia e per il Veneto, visto e considerato che siamo una regione che lascia 21 miliardi di tasse tutti gli anni. C'è questa legge di stabilità, lei è molto critico. No, guardi, io non sono abituato a criticare prima di vedere i documenti. Dico che fino ad oggi, e non sono stato smentito, non c'è ancora informazione sulle coperture. Lo spettro di nuove tasse piuttosto che di tagli poderosi alla sanità è uno spettro reale. Siamo del resto davanti a un governo che ha tagliato dagli enti locali in questi anni il 35% e oltre e dai ministeri solo il 12%. Lei su quel voto di fiducia in regione vuol portarlo avanti quel provvedimento? Il voto di fiducia è uno dei presupposti del programma. È in discussione in Consiglio regionale, sono fiducioso, la maggioranza sa benissimo che impegni ci siamo presi con i cittadini. Ma qualche perplessità anche all'interno della maggioranza c'è. Ma verrà assolutamente chiarita, qui non è che si vogliono fare le prove muscolari, ma i veneti ci chiedono efficienza. È quell'efficienza che spesso intravedono a Roma quando i provvedimenti ormai sono tutti e passano tutti con il voto di fiducia. Così pure per l'azienda unica sanitaria? Ma l'azienda sanitaria, l'azienda zero è ben stata chiarita e se notate le polemiche ormai sono diventate infinitesimali, perché in tutte le buone famiglie si farebbe l'azienda zero. Perciò si andrà avanti, non cambierà quel provvedimento? Ma se non andassi avanti vuol dire che il programma e gli impegni presi con i veneti sono impegni fasulli. Azienda zero, riduzione di US sono due capisaldi, altrimenti si va a casa, perché non ha senso governare se non si rispettano le parole con i veneti.